Questa mattina i temporali, che ormai sono quasi sempre nubifragi, hanno scaricato tanta acqua che in particolare la zona di Valle di Chioggia e la zona vicino via Pascolon e via Salicornia, alcuni ambienti sono andati sott'acqua. I residenti ci hanno mandato alcune immagini quando l'acqua era già, diciamo, già diminuita, anche grazie all'impegno dei vigili del fuoco che stamattina presto appunto erano sul posto con le motopompe. E questa situazione si protrae da tantissimi anni e i residenti chiedono appunto delle fognature per quanto riguarda lo scarico delle acque nere è di competenza di Veritas, mentre le acque bianche sono di competenza del consorzio di bonifica e del comune di Chioggia. Da quel che ci risulta, praticamente le acque bianche vengono scaricate nel canale, defluiscono nel canale consortile che viene chiamato canale Pascolò, e poi in seguito scarica nella laguna. Evidentemente anche questa situazione è da sistemare, perché ormai sono veramente tanti anni che i residenti di Valli si lamentano e molti dicono: noi paghiamo il consorzio bonifica, ma quando arriva tanta acqua ci troviamo quel caso sotto. Il trasferimento delle case di Riva Lusenza a Sottomarina dal demanio al patrimonio disponibile dello Stato e la loro successiva cessione attraverso il comune ai privati che li abitano da 100 anni è di colpo più vicino. La sesta Commissione Finanze e Tesoro del Senato infatti ha approvato stamane in sede deliberante, con 3 emendamenti, il disegno di legge 1149 promosso lo scorso 14 marzo dalla senatrice Laura Bottici del Movimento 5 Stelle, che pone fine all'odissea di circa 200 famiglie, a molte delle quali negli scorsi mesi erano arrivate cartelle da pagare anche per 128.000 euro di canone arretrato. Ora il disegno di legge passerà alla Camera, dove, se non sarà ulteriormente emendato, completerà il proprio percorso diventando legge dello Stato. Esulta Erika Baldin, capogruppo del Movimento al Consiglio regionale Veneto. Oggi è una grande giornata. È stata finalmente approvata in commissione la legge del Movimento 5 Stelle che risolve lo strano caso dei residenti in Riva Lusenzo. Finalmente questi cittadini possono tirare un sospiro di sollievo. Oggi c'è la certezza che quei terreni, quelle case rimarranno di loro proprietà, grazie a una politica virtuosa che parte da un'iniziativa del Movimento 5 Stelle, ma poi si è estesa ed è stata appoggiata da tutte le altre forze politiche. Una battaglia contro la burocrazia che molto spesso diventa un laccio al collo dei cittadini. Siamo orgogliosi e andiamo avanti su questa strada per il bene di chi dobbiamo rappresentare, per il bene di tutti. La legge Bottici è stata controfirmata da 10 senatori a 5 Stelle, tra cui la mirese Orietta Vanin, oltre che da parlamentari del PD, della Lega e di Forza Italia, eletti in Veneto. Soddisfatto anche il senatore democratico Andrea Ferrazzi. Spero in tal modo di aver contribuito a dare serenità alle persone che da anni combattevano questa difficile battaglia. Ora è la strada in discesa affinché il comune possa acquisire gli immobili dal demanio e trasferirli ai residenti. Il primo passo sta nella sospensione dei pagamenti fino ad ora dovuti dai cittadini. L'acquisto delle aree, conclude Ferrazzi, fa venir meno le pretese dello Stato per canoni pregressi e in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dall'occupazione delle aree, dove mai era stato formalizzato il passaggio di proprietà dallo Stato ai cittadini, nonostante negli anni siano stati edificati immobili regolarmente registrati al catasto e nel piano regolatore generale. Immobili costruiti con le autorizzazioni previste dalle norme urbanistiche di rilascio delle aree, sui quali i cittadini avevano pagato le imposte e in alcuni casi ceduto con regolare e corretto atto notarile. L'ufficio turistico yacht in lungomare Adriatico a Sottomarina resterà aperto almeno fino alla fine del 2019. Una determina firmata martedì scorso dalla dirigente comunale Daniela Ballarin ha infatti esteso l'apertura del servizio in capo al personale di vela, inizialmente prevista fino al 30 settembre.
Anche nel periodo cosiddetto di bassa stagione, quindi, il turista che visiterà Chioggia e Sottomarina potrà contare sull'assistenza dell'ufficio informazioni. L'ulteriore spesa accantonata dal Comune per far fronte alle esigenze della struttura e del personale è di 12.810 euro, IVA inclusa. Martedì scorso, 1 ottobre, la consigliera del Partito Democratico Barbara Penzo ha presentato al Presidente del Consiglio Comunale la richiesta di convocazione di una seduta straordinaria dell'Assemblea cittadina per dibattere dei rincari definiti scriteriati degli alloggi di edilizia residenziale popolare da parte della Regione Veneto, con l'entrata in vigore della legge regionale 39 del 2017. In tutti i territori del Veneto in questi giorni si sono tenute mobilitazioni, afferma Penzo, ma solo a Chioggia c'è un silenzio assordante e nel merito nessuno ne sta parlando. La legge introduce il calcolo del cosiddetto ISEE-ERP e secondo la segretaria del PD di Chioggia sta devastando le famiglie assegnatarie dei alloggi popolari, imponendo incrementi insostenibili degli affitti e minacciandole di sfratto se entro 2 anni non si saranno adeguate. Questa legge non solo colpisce indiscriminatamente migliaia di veneti, dice Barbara Penzo, ma tradisce la stessa funzione sociale dell'alloggio pubblico, ovvero calmierare il libero mercato e permettere un'offerta equilibrata dell'intero mercato immobiliare. La richiesta di convocazione è stata controfirmata anche dagli esponenti del gruppo misto di Forza Italia e da Marcellina Segantin di Chioggia Viva. Torna Orizzonti, rassegna di incontri geopolitici a Chioggia. La serie di 4 iniziative, organizzate dall'Associazione Nord-Est Sud-Ovest assieme al Movimento Federalista Europeo e all'Associazione per i diritti degli anziani, si apre domani pomeriggio, venerdì 4 ottobre, dalle ore 17 alla sala conferenze del Museo Civico in Campo Marconi a Chioggia, con il professor Paolo Graziano a parlare di neopopulismi. Nei successivi venerdì, allo stesso luogo e alla stessa ora, si avvicenderanno il professor Benedetto Coccia per discutere dell'Europa dei talenti e di migrazioni qualificate fuori e dentro l'Unione Europea. Poi il 18 ottobre l'ex parlamentare Laura Fincato, coinvolta dal tema La Cina e la nuova via della seta. Infine venerdì 25 Africa, biografia di un continente, con il giornalista Francesco Iori e le volontarie Cristina Bullo ed Elisa Cavallarin del CUAM Medici con l'Africa. Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito.